Andiamo allora con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia. Dottore, ben ritrovato. Grazie per essere in nostra compagnia. Tra altre cose, oggi è una giornata intensa per voi poliziotti, dalla mattina fino a qualche minuto fa, celebrazione su celebrazione. Purtroppo non è riuscito ad arrivare in città il capo della polizia, Franco Gabrielli, che comunque ha mandato i saluti. Polizia, come dice, in primo piano. Noi faremo ancora di più per la città, ma mi sembra che i primi risultati, lei chiedeva dei rinforzi, arriveranno, ma saranno sufficienti, le chiedo? Ben ritrovati telespettatori. Ma questi, allora, innanzitutto sì, è stata una giornata campale, come si usa dire, perché siamo stati impegnati questa mattina o per rappresentanza o per servizio in città per questa grande iniziativa voluta dal signor Questore e dal sindaco e chiaramente dalle forze politiche anche regionali che hanno partecipato a questa grande iniziativa, non solo quella dei fumetti, ma quella che mi preme di più ricordare è questa consegna di 3 appartamenti. Sono veramente belli, perché io ho visto le immagini che sono passate prima, ma visti stamattina, anzi oggi pomeriggio alle 17 durante la consegna delle chiavi da parte del sindaco, veramente 3 bei appartamenti muniti di tutti i comfort, quindi, e con disponibilità insomma di 6 posti letto. Questo innanzitutto non diventa chiaramente una camerata, perché sono appartamenti per 2 persone, sono 3, ripeto, gli appartamenti, quindi non è una camerata. Quindi fortunatamente superiamo quell'ostacolo che da tanti anni, veramente da tanti anni, il Dipartimento ci ha sempre bloccato qualche iniziativa per avere agenti di nuova nomina. Intendo dire che il Dipartimento ha sempre messo questo paletto, cioè voi non date la possibilità di dormire a chi esce dalla scuola per un tot di mesi, il tempo poi che i colleghi si ambientino, trovino un appartamento per conto loro, e quindi questo era un paletto, perché diceva, boh, lo mando in un'altra città piuttosto, il giovane, mi mando il vecchio. Questo era uno dei paletti in cui Pordenone soffriva. Con questa amministrazione, con il Questore, oggi ha spiegato il sindaco Ciriani, è venuto fuori da un colloquio con il Questore così senza pensare a quello che poteva seguire, ma si parlava di appartamenti requisiti, insomma, e si è pensato di poter dare alloggio ai nuovi agenti. Quindi ora arriveranno 5 dalla scuola, 4 arriveranno coi primi di dicembre, credo intorno all'11 e il 12 dovrebbero essere già qui. Si tratta di, ho sentito parlare di 9, ma in teoria poi sono 8, perché abbiamo una perdita di un collega che lascia Pordenone. Quindi comunque 8-9, questo è il numero. Sono quelli programmati di cui avevo parlato quest'estate, e altri 5 arriveranno ad aprile. Quindi sono tutte persone che stiamo aspettando, di un programma chiaramente triennale, nulla di nuovo. Io oggi ho avuto l'occasione di incontrare il governatore Fedriga, ho chiesto di nuovo ufficialmente un incontro per dare i numeri esatti di quello che è il territorio, e quando parlo di territorio non è solo la questura di Pordenone, ma per quanto mi riguarda, di mia competenza, tutte le 4 province del Friuli Venezia Giulia. Quindi incontrerò Fedriga, che mi ha dato ovviamente la disponibilità, anche perché a lui voglio portare in discorso quello che avevamo quando ci siamo lasciati la settimana scorsa, il discorso che se vogliono rafforzare le pattuglie miste ai confini nostri del Friuli Venezia Giulia c'è bisogno di gente. Allora è vero che da qua a aprile devono arrivare 5 a Pordenone, 0 a Udine e 4 persone a Trieste, insomma voglio dire, non è che, e 3 a Gorizia, voglio dire, non sono numeri da dire potenziamo le pattuglie miste. Allora,
già le questure hanno i loro problemi per i loro servizi, noi dobbiamo cercare in questo momento di potenziare il controllo dei flussi migratori, non certo con 4 persone che arriveranno a Trieste. Dottore, invece le faccio una domanda, si parlava di zona di confine, di Trieste, il presidio con la Slovenia o altro, sappiamo benissimo che tra qualche mese la Croazia abbraccerà Schengen, quindi ovviamente ci sarà la libera circolazione, verranno abbattute anche lì le frontiere, adesso lei se deve andare in villeggiatura deve esibire il passaporto, il documento di identità e altro, quindi diciamo funge ancora da spartiacque, no? Una linea importante nei Balcani. Ecco, che ripercussioni ci potrebbe essere se sempre lei ne vede all'orizzonte? Ma io non credo che, e mi pare che abbiano rinviato a dopo l'estate del... Sì, infatti tra qualche mese, no? Sì, dopo l'estate. Quindi voglio dire, il controllo senz'altro, se viene... Allora, non credo venga tolto dalla parte della Croazia immediatamente. Quando vanno via, il confine tra Croazia e Slovenia certo, ci sarà più. Certo, ci sarà, però diciamo che i controlli non è che non ci possono essere più, i controlli possono avvenire a campione, cioè non è che non esiste un controllo di confine, c'è una libera circolazione dei trattati di Schengen, ma significa questo che se io voglio controllare quella macchina la controllo. È chiaro che se aderiscono esatto, spero. Ci sarà c'è sicuramente, c'è oggi la Criminal Poll, l'Interpol, esistono ancora queste branche della polizia internazionale che ci danno la possibilità di fare dei controlli oltre confine, perché sennò sarebbe la fine. Purtroppo questo non succede, e l'avevo già detto altre volte, non succede con i limiti di velocità in Italia, perché non c'è un accordo internazionale per dare a alcuni stati la possibilità di essere contravvenzionati e quindi vediamo magari sfrecciare la macchina qui croata che va a 150 all'ora dove bisogna andare a 50, se noi andiamo a 52 lì si può andare, c'è un limite di 50, senz'altro siamo fermati e multati. Quindi il lavoro dell'intelligence c'è già e continuerà a essere. Il problema che io dico è che se quei controlli, perché questi non entrano chiaramente dalla strada, entrano dai boschi che ormai sappiamo essere di conoscenza di tutte le televisioni nazionali, non solo questa, parlano e fanno vedere dove queste persone entrano in territorio nazionale. Cosa significa questo? L'ho detto altre volte e lo ripeto, significa che tutte le polizie degli altri paesi li vedono passare, non è possibile. Forse qualcuno chiude l'occhio? No, gli dice si va di là, in Italia è diverso. Allora, sappiamo benissimo. Chiedo, ma allora queste collaborazioni? Ma a me se io trovo il poliziotto che mi traccia anche il sentiero, perché sa cos'è? Cosa facciamo? Perché allora, è l'unica, secondo me è l'unica garanzia avere un poliziotto italiano in quel momento, e ci fossero altri 2 poliziotti di nazionalità diversa io avrei i miei dubbi, perché secondo lei questi a piedi passano la Croazia, la Slovenia e tutto il resto prima e arrivano in Italia e nessuno li vede? Non credo. Sa benissimo che poi chi li vede, chi li intercetta se li deve tenere e torniamo al vecchio discorso. Quindi non credo assolutamente che nessuno delle polizie estere non veda passare queste persone. Ditemi quello che volete, forse ma non lo fermano nella loro terra, perché come prevede il trattato di Dublino, te lo devi anche poi tenere, te lo devi poi tenere. Dire. Ma ci ricordiamo che l'anno scorso, 2 anni fa, proprio la Germania mandava via chi non gli interessava, si teneva i siriani, le persone più intelligenti, così diceva, e il resto li mandava qua. Quindi quale è il momento migliore adesso? E io questo ho già preannunciato a Federica, lavoriamo, ormai su questi non possiamo più metter mano, cerchiamo di lavorare sul numero, di modificare questo numero di aprile per avere, anziché altri 5 agenti, magari averne il doppio, considerato che da qua a giugno del 2020 sono 15 le persone che lasciano il servizio per limiti di età a Pordenone,
queste persone che arrivano, questi colleghi nuovi che arrivano, ci danno veramente un aiuto, ma non certo a risollevare il problema di tutte le tipologie di servizi che abbiamo e tutti gli accompagnamenti che vengono messi in essere dalla Questura per allontanare persone che nel nostro territorio poco hanno a che fare e poco devono rimanerci, insomma. Grazie al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Sì, senz'altro. E intanto a Praga è andata in scena la settimana della cucina italiana nel mondo. Per noi c'era l'assessore regionale Bini.